Ho assistito, in qualche modo anche partecipato, vedrete dai video, all'incontro che si è tenuto sabato scorso in Consiglio Comunale, incontro organizzato dal Comitato Non GPL che aveva lo scopo di sollecitare le categorie della marineria chioggiota a sollevarsi contro la realizzazione di questo impianto, il famoso, famigerato, passatemi il termine, impianto di GPL che si sta realizzando appunto a Colombi. All'evento ha partecipato anche l'amministrazione comunale nella persona del vice sindaco Marco Veronese. Ecco, diciamo che la riunione aveva lo scopo di trovare altre forme di protesta per andare contro questo impianto. Diciamo che la proposta più concreta, a mio avviso, è stata quella di Michele Boscolo Marchi, che è il presidente del Cogevo, che ha proposto di organizzare un corteo di pescherecci e anche eventualmente di corriere che da Chioggia vadano a Venezia in modo da avere maggior risonanza anche a livello nazionale, come probabilmente sulla scorta di altre manifestazioni che la Cogevo ha organizzato anche con un discreto successo. Ecco, devo dire che ecco, al di là di tutto c'è un aspetto che onestamente mi solletica un po' e credo che mi sento proprio il dovere di intervenire su questa cosa, e cioè capisco la casalinga, l'insegnante, con tutto il rispetto dell'insegnante, tutto il rispetto delle casalinghe, che diciamo non possono essere abbastanza informati su fatti storici e amministrativi del comune di Chioggia degli ultimi periodi. Però mi dà specie che rappresentanti del comitato Non GPL, che hanno avuto ruoli anche di peso all'interno delle amministrazioni comunali passate, mi riferisco per esempio alla Barbara Penzo, che è stata assessore all'ambiente per 4 mesi, per inciso proprio nel periodo in cui passavano le autorizzazioni, le richieste di autorizzazioni, e altri esponenti del comitato come per esempio Roberto Rossi, che è stato consigliere comunale, la Maria Rosa Boscolo, che anche lei è stata consigliere comunale, e lo stesso Michele Boscolo Marchi, che è presidente del Cogevo ma è stato anche lui consigliere comunale, un autorevole esponente del Partito Democratico all'interno del Consiglio Comunale ma anche fuori. Ecco, io trovo un po' così strano che queste persone, apro una parentesi, l'impianto di GPL, se l'avessero fatto da un'altra parte, potremmo essere tutti d'accordo che era meglio che lo facessero da qualche altra parte, però visto che questo comitato adombra spesso che c'è qualcosa di poco trasparente nel rilascio di queste autorizzazioni, io credo che dovrebbe essere altrettanto trasparente nel dare le dichiarazioni e dare le notizie, perché, e mi riferisco a 2 in particolare, però purtroppo tante volte abbiamo accertato che il comitato, riferendosi all'impianto GPL, dice cose come minimo non vere oppure non attinenti, ma in particolare, riferendomi a sabato, sono state dette 2 cose che sono veramente delle non verità. Una che ribadita più volte dalla Maria Rosa Boscolo, che quando entreranno le navi gasiere nel porto di Chioggia la navigazione si bloccherà per ben 12 ore. Ecco, questa è una notizia, io dico una non verità, ma è smentita dalla realtà delle cose, perché in tutti i porti d'Italia dove entrano le gasiere non si blocca proprio un fico secco. Casomai nel periodo, forse nel periodo in cui entra la gasiera nel porto, parliamo di 10 minuti, 15 minuti, questo è il tempo in cui ci impiega una nave entrare, basta essere alla diga e si vede quanto tempo ci impiega, forse in quel periodo, come già succede, non fanno entrare e uscire una nave nello stesso momento, forse in quel periodo si bloccherà il traffico, quindi diciamo per pochissimi minuti e non certo per 12 ore. Un'altra cosa che mi fa specie contraddire l'amico, perché un amico è una persona anche diciamo di cui ho stima, Michele Boscolo Marchi, che dice che ha detto che questo impianto, per quanto riguarda la marineria, toglie anche il futuro, perché in quel punto si sarebbe dovuto realizzare il mercato ittico, si sarebbe dovuto spostare il mercato ittico dal centro storico di Chioggia a appunto Punta Colombi, cosa che non è così, non è assolutamente così, perché per diciamo motivazioni di legge che impediscono la realizzazione di un mercato di beni commestibili, lo impedisce nelle vicinanze di un porto industriale che comunque fa delle polveri, fa tutta una serie di cose. Quindi non è vero una, non è vero l'altra. Allora, scusate, faccio una domanda e non occorre che mi rispondete, ma queste persone che così diciamo hanno a cuore diciamo che questo impianto venga fermato,
lo hanno veramente a cuore, pensano veramente di fermarlo, oppure stanno cercando di ottenere solo visibilità per altre motivazioni molto meno nobili? Io vi lascio un punto di domanda. Io francamente su alcune persone, sia chiaro, del comitato, non credo che veramente la loro sia una volontà di fermare l'impianto. Io penso piuttosto che si vogliono mettere in vista e stiano conducendo questa, tra virgolette, battaglia per motivi che con il bene di Chioggia io credo che non abbiano nulla a che fare.